Numerose le adesioni per la manifestazione per l'acqua prevista per il prossimo 2 agosto, anche uno spot sui social per partecipare massicciamente alla protesta. 2 bossoli calibro 38 e una bottiglia con sospetto liquido infiammabile trovati stamani all'interno della casa del custode del cimitero di Favara. Protestano i lavoratori della Polizia di Stato aderenti alla CGIL, un sit-in oggi davanti alla prefettura di Agrigento. I coniugi Ciavarro e luna di miele ad Agrigento, cena all'Ostelai, a Cianciana al via da oggi la sagra dei grani antichi fino al prossimo 4 agosto. A Cammarata un balletto in memoria del ballerino Nicolas Esposto, morto in una tragedia in occasione della Settimana della Cultura. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro TV Notizie. C'è grande attesa per la marcia del 2 agosto per l'acqua, il servizio. C'è grande attesa per la marcia del 2 agosto ad Agrigento. Intanto i media nazionali ogni giorno fanno collegamenti con la nostra città per informare della grave situazione idrica in cui versa Agrigento, prossima capitale della cultura per l'anno 2025. Intanto le sollecitazioni a partecipare alla manifestazione ci viene da Don Mario Sorce. Venerdì 2 agosto alle 18 il raduno è a Piazza Cavour per andare verso la prefettura e lì consegnare al prefetto un semplice foglio dove ci sono 6 punti nei quali chiediamo che si intervenga con celerità perché arrivi l'acqua a tutti, con equanimità e senza turni troppo lunghi. Intanto nei social un video della manifestazione che vi proponiamo. Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha diritto di lamentarsi. Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto di lamentarsi. Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto di lamentarsi. Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto di lamentarsi. Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto di lamentarsi. Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto a lamentarsi. Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto di lamentarsi. Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto di lamentarsi. Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto di lamentarsi. Scendiamo in piazza per l'acqua, saremo in tanti, partecipa anche tu. Continuano le adesioni alla marcia di protesta del 2 agosto per l'acqua. Oggi è la volta di Legambiente e dell'associazione Emanuela Loi, il servizio. Legambiente Agrigento aderisce alla manifestazione indetta dal Comitato Cittadino Vogliamo l'Acqua per il prossimo 2 agosto. Condividiamo nel merito, afferma Legambiente, le richieste e le proposte del Comitato al quale pure aderiamo e attraverso il quale continueremo a fornire il nostro contributo alla grave soluzione della crisi idrica che colpisce le famiglie e le imprese agrigentine. Chiediamo che venga preservata la gestione pubblica dell'acqua, improntandola a diversi e migliori criteri di efficienza, trasparenza, legalità ed equità. Chiediamo una maggiore prontezza nella individuazione, cura e collegamento alle reti pubbliche delle fonti di approvvigionamento, una maggiore garanzia rispetto all'avanzamento dei progetti finanziati per i quali sono già disponibili ingenti risorse. Chiediamo l'assoluta trasparenza ed efficienza al servizio sostitutivo mediante autobotti, eliminando ogni ipotesi di favoritismo e garantendo priorità alle utenze deboli. Chiediamo quindi il ritorno allo spirito della legge Galli, a un vero ambito idrico unico che metta a sistema tutte le risorse disponibili e le distribuisca equamente, garantendo l'accesso all'acqua in egual misura e alla identica tariffa. Chiediamo, conclude Legambiente, che sia garantito un vero servizio di misura su tutte le utenze idriche, individuando ed eliminando ogni situazione di spreco o di abuso, favorendo il risparmio della risorsa. Anche noi dell'associazione Emanuela Loi saremo in piazza ad Agrigento venerdì pomeriggio alle ore 18, insieme a tutti i nostri concittadini a marciare, protestare e manifestare tutto il nostro sdegno per una situazione incresciosa a cui mai la nostra provincia era precipitata.
Un territorio e una comunità dove gli elementari diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale vengono garantiti in maniera affievolita con grave nocumento per l'uguaglianza, la giustizia sociale e con il risultato che le logiche del malaffare e tutte le devianze criminali, dalle più piccole alle più temibili e organizzate come la mafia, trovano terreno fertile da sempre. Un'azione di protesta che auspichiamo, continuano i responsabili dell'associazione Emanuela Loi, sia più partecipata possibile e che diventi la marcia di una comunità che rivendica il diritto all'acqua e con esso gli altri elementari diritti alla salubrità pubblica, alla sanità intesa come servizio universale, alle infrastrutture, a tutto quanto insomma che ci riconosca come cittadini anche dopo le campagne elettorali. 2 bossoli calibro 12 e una bottiglia con sospetto liquido infiammabile sono stati trovati questa mattina all'interno della stanza dei custodi del cimitero di Piano Traversa di Favara. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato in questo approfondimento. 2 bossole calibro 12 e una bottiglia con sospetto liquido infiammabile, questi chiari segnali intimidatori che sono stati trovati questa mattina all'interno della stanza dei custodi del cimitero di Piana Traversa a Favara. La chiara e preoccupante missiva è stata notata dai custodi che questa mattina si sono recati al cimitero per una normale giornata lavorativa. Il primo sospetto è arrivato dalla porta che era socchiusa, quindi appena entrati hanno visto subito la bottiglia e i 2 bossoli. Immediatamente sono stati informati i carabinieri della locale tenenza che sono arrivati al cimitero, presente direttamente il capitano Mirto. I militari hanno subito iniziato le indagini, hanno riscontrato la presenza di 2 bossoli calibro 12 e di una bottiglia con all'interno liquido sulla cui natura si stanno facendo gli accertamenti. Le indagini mirano principalmente a stabilire chi è o chi sono i destinatari della missiva intimidatoria, se direttamente i custodi o altro personale in servizio al cimitero o che comunque ha a che fare con il Camposanto. All'interno del cimitero di Piana Traversa sono collocate una serie di telecamere, ma pare che il sistema di videosorveglianza non sia attivo già da tempo in quanto fuori uso, per cui sembra impossibile poter visionare le eventuali immagini. Del fatto sono stati immediatamente informati i dirigenti del servizio, oltre che il sindaco. I carabinieri adesso stanno intensificando le indagini per risalire a quanto accaduto. Stamani presidio davanti alla prefettura da parte del sindacato FP-CGIL e SILP-CGIL per il rinnovo del contratto per le forze di polizia. Nonostante gli incontri fatti con l'esecutivo, nessuna risposta concreta è arrivata per i lavoratori delle forze di polizia. L'intervista al segretario. Allora, i motivi della nostra protesta, di questo sit-in che oggi in data 31 luglio abbiamo fatto qui davanti alla prefettura, sono da ricercare in diverse volte che abbiamo voluto avere un dialogo con questo governo e non ci siamo riusciti per nulla. Anche in campagna elettorale questo governo che si è insediato aveva promesso per le forze dell'ordine mari e monti e poi alla fine non ha rispettato le nostre aspettative e le aspettative di nessuno delle forze dell'ordine. Manifestiamo oggi, vado al sodo, per che cosa? Per il contratto di lavoro che è scaduto da ben 950 giorni, ovvero quasi 3 anni. 3 anni che il nostro triennio andava dal 2021 al 2024, quindi oggi siamo al 31 luglio, fra qualche mese scadrà anche il triennio, quindi anche qualora faremo un accordo per questo contratto, al 1° gennaio 2025 sarebbe scaduto e staremo di nuovo da punto e a capo a rinnovare per l'altro triennio. Quindi le aspettative che noi avevamo su questo governo erano veramente delle aspettative buone di dialogo che non c'è stato anche per il fattore di turnover delle forze dell'ordine. Ad esempio noi qui a Agrigento
per 60 colleghi annualmente che vanno in pensione abbiamo un turnover, quindi degli arrivi di colleghi che vanno dai 20 ai 25 anni, quindi siamo sempre sotto organico. Per non parlare poi anche della dignità che ci viene tolta anche a livello pensionistico e diciamo anche per il fattore non marginale, quello dei suicidi delle forze dell'ordine. Finanziamenti per 1 milione di euro nell'Agrigentino, approvati gli emendamenti del deputato agrigentino Margherita Larrocca Ruvolo di Forza Italia. Finanziamenti per 1 milione di euro nell'Agrigentino, approvati gli emendamenti del parlamentare regionale di Forza Italia, onorevole Margherita Larrocca Ruvolo. 400.000 euro sono andati all'Arcidiocesi di Agrigento per la manutenzione delle coperture dell'interno dell'aula liturgica della parrocchia San Giovanni Battista di Campobello di Licata. Un altro di 310.000 euro ai comuni di Montevago e Santa Margherita del Belice per interventi di riqualificazione urbana, illuminazione pubblica, messa in sicurezza della viabilità, riqualificazione del campo sportivo. Questi appunto i 2 emendamenti approvati nella finanziaria urgenti dall'Ars. Lo fa sapere in una nota la parlamentare Margherita Larrocca Ruvolo. Altri miei emendamenti, prosegue la parlamentare, prevedono un finanziamento di 100.000 euro al comune di Menfi per l'installazione di sistemi semaforici, il rifacimento del tappetino stradale, la messa in sicurezza della viabilità urbana. 90.000 euro sono andati al comune di Caltabellotta per la riqualificazione del cortile Caruso nel centro storico, uno di 65.000 euro all'Arcidiocesi di Agrigento per le spese di gestione e le attività istituzionali. Sono tutti progetti, ha dichiarato l'onorevole Margherita Larrocca Ruvolo, necessari al territorio, alcuni segnalati da consiglieri comunali dei vari comuni interessati, che ringrazio per la loro collaborazione. Continuano gli appuntamenti a Realmonte del Festival dell'Editoria, dopo quello dello scorso sabato, le interviste. Giornata conclusiva appunto qui in piazza Carricacina, dove offerta e domanda si incontrano, editori e scrittori, in dei dialoghi che hanno lo scopo di guidare le nuove generazioni in un percorso consapevole per un futuro che sia in linea con una vocazione del territorio che prevalentemente è naturalistica, paesaggistica e culturale. Che dire, io come primo cittadino sono orgogliosa, sono contenta, queste attività si inseriscono all'interno di un calendario composito di Costa Bianca 2025 e in particolare nella rassegna Memoria e Patrimonio. Cosa dire, Realmonte c'è, lo abbiamo detto, con appunto i principi del bello e del buono, dello stupore e della meraviglia. Oggi chiudiamo ma aprendo appunto le porte al futuro, quindi vi invito a tutti gli altri appuntamenti di Memoria e Patrimonio, ce ne saranno altri, ma anche in teatro, in piazza e nelle varie, al Cortile Manno e nelle varie location del nostro territorio. Continuiamo così, siamo veramente nella direzione della bellezza. Siamo a conclusione del primo festival dell'editoria Memoria e Patrimonio. Memoria e patrimonio, verbo essere, a sottolineare come la memoria sia patrimonio. Un progetto ideato dal sindaco Sabrina Lattuca, e qui al comune di Realmonte, in pieno centro storico, abbiamo accolto per 2 giornate 7 case editrici, 6 siciliane e addirittura una casa editrice abruzzese da Pescara. Il tentativo è proprio quello di promuovere la cultura attraverso la lettura, attraverso anche l'interazione con autori. Abbiamo accolto ben 7 autori che nelle 2 giornate del 27 e 28 luglio hanno arricchito la piazza con un unico scopo, quello di promuovere la lettura, promuovere la cultura all'interno della nostra comunità. Primo festival dell'editoria Memoria e Patrimonio. Un bilancio assolutamente positivo, perché siamo riusciti a coinvolgere numerosi editori provenienti da tutta la Sicilia e uno anche dall'Abruzzo intorno alla piazza centrale di Realmonte.
Un momento che non si risolve nella promozione di singole realtà editoriali, ma in un vero e proprio confronto fra autori ed editori, quindi un'occasione per parlare non soltanto del nostro territorio partendo dai libri, ma anche del lavoro editoriale, delle sue difficoltà e delle sue intersezioni con i territori di riferimento. Credo che per Realmonte sia un'occasione di estendere ancora di più e meglio la propria cultura, intessendo un dialogo estremamente significativo con tutta la comunità. Il senso dell'iniziativa è proprio quello di non proporre una cultura libresca e astratta, ma di far dialogare sempre queste realtà in modo che abbiano un contatto fra loro che possa diventare anch'esso una nuova forma di comunità. Allora credo che questa prima edizione ponga già le basi per la possibilità di poter ripensare il prossimo anno un evento ancora più inclusivo con nuovi marchi editoriali che possa sempre di più dare una direzione culturale a Realmonte. Dopo le nozze del 12 luglio in Versilia, Clizia Incorvaia e il marito Paolo Ciavarro hanno deciso di trascorrere la luna di miele in Sicilia. Tappa obbligata a Agrigento. Eugenio Cairone li ha intervistati all'Ostelai. Dopo le nozze il 12 luglio in Versilia, a Forte dei Marmi, Clizia Incorvaia e il marito Paolo Ciavarro hanno deciso di trascorrere la luna di miele in Sicilia. Tappa obbligata ad Agrigento, all'Ostelai, per la cena spettacolo. Il locale, che si affaccia sulla Valle dei Templi, è diventato meta di tanti personaggi noti del cinema e della televisione, incantati dal luogo definito ieri sera da Paolo Ciavarro una meravigliosa cornice. Allora Clizia, nozze in Versilia e luna di miele in Sicilia, questa sera qui ad Agrigento nella meravigliosa location. Ma sai che io sono una siciliana di scoglio, come dice Camilleri, quindi non potevano ritornare dopo il mio matrimonio qui nella mia bella terra e mi trovo qua ad assaporare, a far assaporare soprattutto a mio figlio Gabriele le nostre tradizioni, la nostra cultura, quella che è la nostra storia. Noi siamo comunque l'ex colonia della Magna Grecia ed eravamo, Pindaro diceva, la città più bella d'amor per i mortali, insomma, Agrigento, quindi in questo modo, in maniera ludica, trasmetto qualcosa di bello sia alla mia dolce metà, che non è di qua, ma c'ha la nonna Sigula, nonna Pina, e a mio figlio. Infatti siete qui con i genitori? Sì, assolutamente. Con i tuoi? Sì, in realtà vabbè, sono una parte della family, perché io poi sono gli zii, ma io con la mia famiglia siamo proprio, tu lo sai da siciliano, doc, non si fa distinzione tra zii e cugini, cioè è così. Il rapporto nuora-suocera, come è Aurora Giorgi, com'è? Beh, è un rapporto, noi sfatiamo quel mostro di mia suocera, sai, il celeberrimo film, è veramente un rapporto, una connessione magica che va al di là del fatto che lei sia mia suocera, perché con me lei è complice, amica, mi dice anche, ed è bellissimo ciò e questo mi commuove, che sono un po' la figlia femmina che lei avrebbe sempre voluto, perché le è mancata. Ecco, il grande fratello ti ha fatto incontrare il grande amore, Paolo. Sì, quando, vedi, vabbè, Einstein diceva Dio non gioca a dadi con l'universo, è così. La moda è sempre nella tua vita? Assolutamente, adesso mi preparerò per Venezia, avrò un appuntamento lì e poi per la Fashion Week di Milano e poi ci sono tanti progetti nuovi con diverse aziende con cui collaboro da anni, ma anche delle cose nuove, quindi quello c'è sempre, fa parte del mio DNA. Ecco, ti lascio alla cena spettacolo adesso. Grazie, un bacio a te e alla nostra bella Agrigento. Paolo, avete scelto per il matrimonio Forte dei Marmi, perché è la città dove si sono incontrati i tuoi genitori. La città a cui devo la vita in realtà, perché si sono conosciuti lì anni fa e quindi se io oggi sono qui è grazie a quell'incontro. Anche se il matrimonio in Sicilia mi sarebbe piaciuto tanto, perché sono molto legato a questa terra. Mia nonna è di Ustica, siciliana, mia moglie è siciliana e io sono siciliano anche d'adozione a questo punto. Bene. E non potrei essere più felice. Ecco, bene. Allora, tu sei a Forme da 4 anni. Pensi no, di più. Da 8 anni? Ancora meglio. 8, quindi forse 9. Pensi di rimanerci o hai altri progetti? No, sono a Forum. Continuerò con Forum, assolutamente. Come va la vita di coppia, anche se è recentissima adesso come matrimonio?
In realtà il matrimonio non ha cambiato nulla perché noi ci sentiamo sposati dal primo giorno, quindi diciamo ha solo ufficializzato il tutto. Siamo felicissimi, ho messo su tutto quello che ho sempre sognato, quindi una famiglia, una moglie, i bambini. Siamo felici e poi Gabriele, insomma, 2 anni e mezzo, come è felice qui in Sicilia, veramente da nessun'altra parte, perché ha gli spazi, il mare, gioca tutto il giorno, insomma è sempre un piacere venire qui. Ecco, diceva Clizia che il grande fratello vi ha fatto incontrare. Il grande fratello ci ha fatto incontrare, ci ha fatto innamorare, è stato incredibile, anche perché io non l'avrei mai detto, mai pensato di trovare l'amore e la mia futura moglie all'interno di un programma televisivo, ma così è stato e quindi sarò per sempre grato al programma, agli autori, a Alfonso Signorini, insomma a tutti. Ecco, bene, ti lascio alla cena spettacolo. Sono contentissimo di essere qui e sono pronto a lasciarmi stupire, tra l'altro questa cornice che voi non vedete, ma se giriamo la telecamera è meravigliosa. Simona, questa sera si allunga la lista dei VIP che scelgono la vostra struttura. Sì, VIP, in questo caso una siciliana e una cara amica che da sempre apprezza e ama questo genere di occasioni, quindi ci fa doppiamente piacere. Solo questo basta? No, è chiaro che per un progetto così importante e per un'attività appena nata fa piacere a maggior ragione avere tra i nostri clienti ospiti importanti, perché è un valore aggiunto a un progetto ambizioso, questo è chiaro. In questo caso specifico Clizia Incorvaia per noi è anche un'amica, per cui mi fa piacere doppiamente, credo che apprezzerà in maniera particolare questa serata. Questa sera vediamo il pienone. Sì, sold out, i sacrifici vengono ripagati. Come ho detto è un progetto nato dalla volontà di mio marito Antonio Alba, mia, e piano piano, non lo so, forse con grande fatica i sogni si realizzano e ce la stiamo mettendo davvero tutta. Proseguono le intense relazioni con esponenti della città di Seul nell'ambito delle attività di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e del gemellaggio per il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia. Nell'ufficio di gabinetto del sindaco, il presidente della DMO Distretto Turistico Valle dei Tempi, Francesco Miccichè, si è svolto un incontro per programmare le ulteriori tappe del percorso già avviato sul fronte dei beni culturali e più recentemente nel campo della internalizzazione della promozione delle imprese. Dopo 12 anni riapre il viadotto Ritiro a Messina, un importante per la mobilità. La Regione recupera così il tempo perduto. Le interviste al sindaco di Messina Basile e all'assessore regionale Alessandro Aricò. La città di Messina si allarga, si espande, è un asse fondamentale, ci è voluto tanto tempo, devo dare atto che rispetto a quando qualche mese fa si paventava la data di giugno siamo arrivati a luglio, quindi ci siamo. Il tema dei lavori pubblici riguarda chiaramente quello delle risorse legate al tempo, perché in 12 anni cambia tutto, cambia il mondo, cambia il preziario, cambia la manodopera, cambia un sistema che proprio per questo dovrebbe in generale contingentare i tempi in quello che è un comparto, l'ho detto poco fa, fondamentale per le nostre reti infrastrutturali. Ci siamo arrivati, ripeto, con tanta fatica, grazie veramente a chi in questo ultimo miglio ha fatto un grande sforzo, grazie anche all'impresa che ci ha messo del suo, alla direzione di un cassa che ha dato un imprinting nuovo rispetto a un'opera che oggi serve più di prima. 12 anni per il viadotto Ritiro, c'è la prospettiva del ponte sullo stretto, anche se adesso da parte del governo c'è questa accelerazione, la scelta di approvare il progetto a step. Lei più volte ha manifestato delle perplessità rispetto all'impatto di questa opera in città. Da sindaco come sta seguendo adesso gli ultimi avvenimenti che stanno consumando a Roma? Le seguo da utente, nel senso che mi fa piacere che il Parlamento abbia determinato questo ulteriore passo in avanti.
Siamo tornati però un po' a un punto di partenza, mi sarebbe piaciuto continuare quel dialogo che c'era e che forse in questi mesi si è perso. Mi auguro che, vista che la campagna elettorale è passata, si ritorni a quell'interlocuzione che, ripeto, deve mettere davanti l'esigenza della città prima ancora della grande opera, che servirà sicuramente se e quando verrà fatta, ma che in questo momento può portare, anzi porta sicuramente a dei disagi che devono essere contenuti prima ancora che possa partire. I 12 anni del viadotto Ritiro ci insegnano una cosa, così come i 12 anni del porto di Tremestieri, forse di più, che è ripartito, ci fanno capire che il comparto dei lavori pubblici deve essere oggetto di particolare attenzione, quindi non è un plauso diciamo così, all'opera politica che è stata fatta, ma è un ulteriore campanello di allarme che il sindaco vuole attenzionare rispetto a un territorio che deve continuare a essere preso in considerazione. Oggi è una giornata importante, non possiamo che partire dal ricordo dell'operaio che ha perso la vita nel 2021 proprio per costruire quest'opera che riteniamo fondamentale per le infrastrutture siciliane, ma anche per la viabilità della Sicilia e della provincia di Messina. Proprio ieri che è stato dato la fiducia sulla costruzione del ponte sullo Stretto e si va avanti verso la costruzione del ponte sullo Stretto, riteniamo che il viadotto Ritiro e tutto il sistema Ritiro, che verrà ripristinato entro il 9 agosto, che mancava dal lontano 1997. Quindi riteniamo che quest'opera sia un'opera strategica. Già dalle prime battute il governo Schifani, il Presidente della Regione e tutto il suo governo siamo stati a monitorare passo dopo passo tutti i centinaia di cantieri che sono dislocati nell'intera Sicilia. Oggi il sistema Ritiro, che sarà aperto nel viadotto e poi tra 2 giorni nella galleria e giorno 9 nelle intere 2 carreggiate, ma ricordiamo anche l'apertura di qualche settimana fa a seguito della frana di Letojanni che dopo qualche settimana fa, dopo qualche anno di lavoro, è stato aperto. Non possiamo risarcire naturalmente del passato, ce la stiamo mettendo tutta affinché i disagi termineranno nel più breve tempo possibile. Anche quest'opera, il viadotto Ritiro, ci sono stati ad esempio degli indennizzi di circa 1.600.000 euro, ma che sono assolutamente pochi e non possono riguardare soltanto i proprietari dei terreni, ma dovrebbero riguardare soprattutto i tanti cittadini e imprenditori della zona e non solo, ma che hanno trafficato le nostre autostrade. A loro possiamo cercare di indennizzarli con un impegno totale da parte del governo regionale, affinché non ci siano più ritardi nella consegna dei lavori infrastrutturali. Aiuta a spiegare alla gente come possono credere che il ponte possa essere realizzato in 8-10 anni quando per un'opera che doveva durare 2 anni e 2 mesi ce ne sono voluti 7? Ma ci sono meccanismi costruttivi diversi, ricordiamo che in questi anni ci sono stati i 2 anni di Covid, l'aumento spropositato dei costi, dopodiché l'opera del ponte sullo Stretto che verrà realizzata certamente negli anni indicati dal governo nazionale, e questo siamo sicuri, è un'opera che verrà costruita ex novo. Io voglio ricordare a chi ci ascolta che soltanto per il semplice viadotto Ritiro si sono distrutti 26.000 tonnellate di impalcati, si sono dovuti ricostruire. A volte voi sapete che costruire un palazzo a 10 piani è più semplice che ristrutturare una villa dell'800 ad un solo piano. Ci sono meccanismi costruttivi diversi e noi siamo sicuri che il governo nazionale sta facendo tutta la sua parte con i nuovi meccanismi costruttivi affinché il ponte sullo Stretto potrà essere costruito negli anni previsti tra gli 8 e i 10. Torna a Cianciana la sagra del raccolto dei grani antichi, cereali e legumi, in programma da oggi 31 luglio fino al prossimo 4 agosto nella location di Piazza Aldo Moro. Torna a Cianciana la sagra del raccolto dei grani antichi, cereali e legumi, in programma dal 31 luglio al 4 agosto nella location di Piazza Aldo Moro. Si tratta della sua 4ª edizione, nata con grande successo nel 2019, sostenuta con entusiasmo dalla locale amministrazione che con l'evento vuole celebrare l'alta qualità delle produzioni agroalimentari del territorio.
I grani antichi siciliani, così come i cereali, i legumi, in particolar modo quelli prodotti nell'area agrigentino di Cianciana, sono stati oggetto negli ultimi anni di una riscoperta e valorizzazione che fa leva sullo studio dei benefici che a questi prodotti sono riconosciuti nell'ambito di un'alimentazione sana e genuina. 390 metri sul livello del mare, clima ideale per le produzioni di eccellenza cianciana e al centro di importanti produzioni agricole di qualità. Quando dichiarato da Pino D'Angelo del Movimento Terra e Vita, l'amministrazione è impegnata a valorizzare il cece rosso di Cianciana, il pregiato tartufo dei Montesicani, il pistacchio della Valle del Platani, mandorle, olio e i grani antichi che le aziende locali coltivano e producono. Il Movimento Terra e Vita che rappresento ha messo insieme queste esperienze affidando la sagra del raccolto per la promozione e lo sviluppo di un territorio ricco di eccellenze. La sagra, voluta dall'amministrazione comunale in carica con il sindaco Francesco Martorana, l'assessore all'agricoltura Paolo Manzullo, allo sport, turismo e spettacolo Liborio Curabba e dalla regione siciliana, con la partnership del Movimento Terra e Vita, si articolerà in 5 intense giornate. Il programma della 3 giorni di eventi, condotta dalla giornalista Rosi Abruzzo, prevede l'apertura mercoledì 31 luglio con la manciata di Ciceri e Favi. Si prosegue giovedì 1 agosto con lo spettacolo live music 104 live band, mentre venerdì 2 agosto alle ore 20 si approfondirà il tema dell'agricoltura locale con il convegno Agricoltura quale futuro. Sabato 3 agosto alle 21:30 lo show cooking con il pastaio Matto Salvo Terruso, che elaborerà un piatto inedito a base di prodotti tipici locali per la 4ª edizione della sagra, che si concluderà domenica 4 agosto con la commedia Utabutaro di Galvano Lucio, messa in scena dall'Associazione Teatrale Sotto le Stelle presso l'anfiteatro della Villa Comunale. Linea alla regia per la pubblicità. Nell'ambito delle manifestazioni della settimana della cultura a Cammarata, una serata di danza eseguita da Chiara e Claudia Cairone è stata dedicata al ricordo del loro amico Nicolas Esposto, il ballerino siciliano morto a Riad in un incidente nel deserto arabo. Vediamo l'esibizione. Chiara e Claudia, che hanno avuto un percorso completamente differente nel mondo della danza. Claudia Cairone ha infatti continuato il suo percorso nella danza, diventando una ballerina professionista, mentre Chiara si è allontanata da questo mondo. Ma che nel ricordo del loro carissimo amico Nicolas hanno deciso di danzare insieme stasera per lui, con la coreografia After All This Time, Claudia e Chiara Cairone. For you.
Ponte Oreto a Palermo, consegnati i lavori di risanamento e manutenzione straordinaria da oltre 6 milioni di euro dopo 15 anni di attesa. La corrispondenza da Palermo. Dopo 15 anni di attesa sono stati consegnati ieri mattina i lavori di restauro e risanamento del ponte sul fiume Oreto a Palermo, inseriti nell'ambito del primo contratto attuativo dell'accordo quadro, stipulato nell'ottobre del 2023 per un importo poco superiore ai 6 milioni di euro e finanziati con fondi FAS. Gli interventi consentiranno di mettere in sicurezza i percorsi pedonali posti ai due margini del ponte, che oggi sono inibiti, rimuovere le parti a rischio caduta di elementi precari e successivamente realizzare il consolidamento strutturale ed architettonico del ponte. Le maestranze interverranno prima sui marciapiedi e poi sul resto dell'infrastruttura, con interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero funzionale e strutturale. Ancora incerto l'eventuale nuovo attraversamento stradale sull'Oreto, contenuto all'interno del progetto di ampliamento della tranviaria linea per Bonagia. Persistono infatti delle criticità, visto che tra questo ponte e l'altro Corleone non ci sono altri attraversamenti sull'Oreto. L'assessore Orlando ha annunciato l'avvio dei lavori, oggi siamo qui per verificare il cantiere, in questo momento non c'è nessuno, speriamo che qualcuno arrivi presto. Parliamo di 2 anni di lavoro, la prima attività che doveva iniziare oggi ma ancora non vediamo nessuno, è quella della messa in sicurezza dei marciapiedi. Attualmente i marciapiedi sono impraticabili, in pratica i cittadini non possono transitare a piedi il ponte Oreto, quindi il primo intervento sarà di consentire nuovamente ai cittadini palermitani di poter transitare a piedi il ponte di via Oreto. Successivamente i lavori si sposteranno sulla carreggiata per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione del ponte in maniera complessiva. Ponte che ricordiamo ha anche dei vincoli che riguardano la sovrintendenza, quindi ci sarà anche una riqualificazione da questo punto di vista. Abbracciamo con affetto e cordoglio il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, a conforto dell'immane dolore che l'ho accolto per la perdita del padre Natale. Così Forza Italia Agrigentina, con il vice coordinatore regionale onorevole Riccardo Gallo, il coordinatore provinciale Margherita La Rocca Ruvola, a nome di tutto il partito, interviene a seguito della morte del padre del sindaco empedoclino Calogero e aggiunge: l'imprenditore Natale Martello è stato una personalità di rilievo nel tessuto sociale ed economico di Porto Empedocle, un instancabile lavoratore, ha prodotto reddito e occupazione a favore del territorio. Il suo impegno è stato profuso anche in politica, assurgendo al ruolo di assessore comunale durante la sindacatura Sinesio. All'amico Calogero e alla famiglia vicinanze e vivissime condoglianze. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 17 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Porto Empedocle. Le condoglianze al sindaco anche da parte della nostra emittente. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per la Smart TV, in streaming sul sito televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.